È tempo di Super Derby perché oggi va in scena Costa Orientale Sarda contro Ilva Maddalena, la partita per il campionato di Serie D, l'11ª giornata di ritorno, ed eccoli qua sugli applausi con le due squadre che sono in campo. Il direttore di gara che dà uno sguardo al cronometro, un gesto a tutti e due i suoi collaboratori ed eccolo qua il fischio d'inizio. Pallone in mezzo controllato con Tucci che prova ad allargare il gioco, attenzione perché qua c'è lo scatto di Caseiro, è chiuso per un attimo, poi prova con il destro, la palla prova a girare, Mancosu che controlla in area, eccolo qua il pallone, colpo di testa di Floris, palla alta, non di molto. Si fa un po' a ondate come questa. Floris in avanti, entra in area di rigore, prova con il sinistro, lo strozza, però c'era la chiusura di Cavaiola. Giocato corto, poi il cross sul secondo palo, colpo di testa di Zanoni a liberare, ma si resta ancora lì, altro pallone squadrato in mezzo, De Montis a saltare, pallone che pericolosamente resta lì, poi il tiro al volo cercato da Mastro Marini. Mancosu tra le linee, è solo all'appoggio per De Mutis, buona l'apertura su Cadau guarda in mezzo, il pallone in mezzo con la parata a terra di Sordini, ancora su Cavaiola, uno sguardo in mezzo, il cross con il tentativo in girata, buona questa con Altolaghir che prova a partire, ancora l'uno contro uno, De Montis mette in mezzo con il pallone che non arriva né Mancosu né subito dietro Cadau, tanto Zanoni sbaglia con le Caseiro, l'appoggio per Altolaghir, entra in rigore, poi l'anticipo di Zanoni provvidenziale. Aiana, eccolo Aiana, prova a mettere il pallone in mezzo con il tentativo di testa di Altolaghir, palla che non va lontana del cross, mezzo all'area di rigore, eccolo qua, secondo palo, colpo di testa di Balbo e c'è il gol del vantaggio del Costa Orientale con Balbo che fa 1-0. Ladu chiuso per un attimo e poi il pallone che arriva proprio per lui, mette giù il pallone, altro cross dalla parte opposta, l'uscita di Sordini, Mastro Marini a spazzare, De Montis prova a far partire il destro dalla distanza, una grande occasione, ci mette le mani Sordini, palla fuori con De Montis, pallone che resta lì, ancora De Montis con un doppio pallonetto per autolanciarsi, poi De Montis traversa, cross sul secondo palo, colpo di testa con il pallone che tocca la parte alta della traversa e adesso sì, l'occasione l'ha procurata proprio l'Ilva Maddalena. Tanto c'è il rilancio verso Caseiro che taglia dietro la difesa, Caseiro è solo però, entra in area di rigore, ancora Caseiro, da tutto da solo il pallonetto e il recupero poi di Floris tra le linee, c'è ancora Caseiro che vede questa volta Altolaghir, prova a far partire il sinistro, la palla che viene respinta dal portiere, giocatore che è stato l'Atletico Uri, Mancosu per Nurchi, va Nurchi, prova, viene ipnotizzato, altra occasione per il Costa Orientale. De Montis all'indietro per Zoppi, rilancio in profondità con Nurchi, regolare la posizione, prova Nurchi, la palla bloccata ancora da Meiri, rientra sul destro, è costretto a tornare un po' indietro, ancora Dogala guarda la porta, prova il tiro dalla distanza, non blocca Floris il pallone, al fischietto in bocca, vediamo se darà ancora qualche istante e finisce qua, c'è il triplice fischio del direttore di gara per decretare la fine della partita con il Costa Orientale Sarda che si porta a casa il derby per 1-0.